Sì, devo dire che alla fine abbiamo cercato di mantenere la calma, anche perché sinceramente tra noi e la Goldbet non era successo praticamente nulla. Abbiamo fatto tre calci, tre espulsioni, questo è il resoconto della partita, quindi mi pare che è stato troppo severo l'arbitraggio questa sera. Siamo andati a incontrarci con una squadra super attrezzata, quadrata, sapevamo dei loro valori, però ecco, era riuscita una gran bella partita, almeno per i primi 10-15 minuti, poi episodi che hanno compromesso la gara sia per noi che per loro. Ti liquido con una semplice parola, ai miei ragazzi non posso dire nulla, non posso dire nulla. Non posso aggiungere altro che comunque stanno facendo un gran campionato. Aver fermato una Goldbet che viaggiava verso la fine del campionato o perlomeno al giro di boa, spietata, quindi battendo tutte le squadre, arrivato a noi, l'abbiamo fermata, ma non era una partita che ci aspettavamo entrambi i presidenti. Quello sicuramente, ci aspettavamo sicuramente una grande partita, quello che è stato per i primi 10-15 minuti, poi non mi va di ripetere sempre le stesse cose, episodi che purtroppo l'hanno rovinata. Sinceramente toglierei Tubani, però ecco, è una squadra che ha abbastanza valori tecnici, anche se le Vitubani comunque hanno una rosa di 18-20 giocatori tutti sullo stesso livello. La Pisana è lo stesso, però ecco, non cambierei mai nessuno dei giocatori della Pisana con altri della Goldbet, mi terrei i miei, mi terrei i miei. Grazie al presidente Davide Di Pasquale, alla prossima. Prego a voi, buon lavoro.